Incontro, dibattito, tradizioni e folklore, suggestivi spettacoli dall'alto e spettacoli dal basso. Ecco gli ingredienti che ieri a Ribera hanno fatto da contorno alla protagonista della festa, la gustosissima pizza, la più buona della Sicilia, una passione tutta da gustare, così come recita lo slogan dell'evento. 4 giorni di intense iniziative, il sipario si alza nel primo pomeriggio con un convegno dedicato al turismo extra-alberghiero e alle opportunità che offre. Un momento di confronto interessante, di scambio di idee, ma anche di progetti prossimi ad essere concretizzati, come quello proposto da una società del nord pronta a realizzare nel territorio riberese un resort. Noi abbiamo questo progetto di una struttura tipo resort, quindi una struttura alberghiera, e proprio qua nel territorio di Ribera. Oggi l'oggetto del convegno era il turismo extraalberghiero, che di fatto è una denominazione che poi rientra ormai in una tipologia vicino al turismo alberghiero, e si parla di bed and breakfast, agriturismo eccetera. Un altro tassello per lo sviluppo del territorio potrà arrivare dalla valorizzazione e fruizione delle riserve naturali, come ha sottolineato il deputato regionale Roberto Di Mauro, promotore di un disegno di legge. Ho parlato di questo disegno di legge che ho presentato io, che è composto di circa 60 articoli. Adesso si vuole passare alla fase propositiva, cioè della crescita di questo territorio, determinando non più un costo per la regione, ma un'opportunità di lavoro per i tanti che hanno interesse a venire in questo territorio per conoscerlo. Poi tutti occhi all'insù per ammirare le coreografie disegnate in cielo dai paracadutisti Sicilia. In 5 si sganciano da un aereo per fare capolino nell'affollata spiaggia di Secca Grande. In questo scorcio di litorale non c'è tempo per prendere fiato, gli appuntamenti si susseguono. Ecco l'atteso taglio del nastro che dà il via ufficialmente alla seconda edizione di Pizza Fest, patrocinata dalla provincia, sponsorizzata da alcune aziende private e ideata dal sindaco Carmelo Pace. Questo evento vuole rilanciare le sorti non solo di Ribera, le sorti e l'immagine di un'intera provincia. Abbiamo questa ambizione, piano piano ci stiamo riuscendo e sotto, penso, gli occhi di tutti il risultato di questa prima giornata. Prima di tuffarsi sulle pizze, la gente si gode l'esibizione del locale Gruppo Folk. Intanto i pizzaioli riberesi scaldano i motori, i forni. È importantissima la preparazione del forno, per quanto portare il forno a temperatura ideale da poter cucinare una pizza in una maniera omogenea e dare una buona cottura. Ormai è tutto pronto, la gente in coda aspetta il turno per deliziare il palato. Com'è? Buona, buona. È buono. È buonissima. Deliziato il palato, le numerosissime persone che affollano il litorale aspettano il concerto di Anna Tatangelo che infiamma subito il pubblico. Soprattutto il cibo, perché ogni volta che vengo qui mangio veramente da Dio. Dalla pizza di Napoli alla pizza di Ribera la assaggerai questa sera? Me lo auguro, dopo aver cantato, perché altrimenti mi rimane sullo stomaco. Qual è la specialità della pizza che ti piace di più? Ma tutte. L'importante è che si mangia, quando si mangia si sta bene, uno dei piaceri più belli della vita. E adesso averti qui mi sembra quasi un sogno, sai, e stringerti così tra le mie braccia e poi guardarti in faccia mentre dicessi